Nel giorno in cui Donald Trump inizia il suo secondo mandato, i timori dell'economia veneta e padovana sono legati a possibili dazi che potrebbero essere imposti. L'export verso gli Stati Uniti per la provincia di Padova è poco più di 1 miliardo di euro nel solo 2024, pari al 4% del PIL. Le nostre aziende molto specializzate, molto forti in quello che è il Made in Italy, dovrebbero trovare nuovi sbocchi oppure trovare soluzioni diverse per il loro export. I settori più penalizzati rischiano di essere la meccanica, il settore dei mobili, dell'arredo, il settore del legno propriamente detto e naturalmente la moda, che è un grande vanto della nostra manifattura, che già sta risentendo pesantemente di una crisi di mercato. E noi auspichiamo che questi dazi naturalmente sarà modo di controllarne l'applicazione, avremo modo di trovare sistemi per cui faremo in modo di fare sempre bene, però noi chiediamo fortemente che ci sia uno sviluppo del mercato interno italiano che in questo momento non sta assorbendo la produzione del nostro manifatturiero. Il tessuto produttivo delle piccole e medie imprese ha già dimostrato una forte resilienza, sottolinea Confapi, grazie alla diversificazione dei mercati e alla propensione all'innovazione. Gli USA rappresentano il secondo mercato per il nostro export dopo la Germania. Fortunatamente Trump sta dimostrando un ottimo feeling con la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Non è a mio parere quindi escluso che questa minaccia si possa trasformare in una grande opportunità. In uno scenario di questo tipo l'Italia non sarebbe più al traino dei principali competitor europei come Francia e Germania, ma potrebbe addirittura rappresentare un interlocutore di riferimento per tutto ciò che riguarderà i rapporti commerciali fra USA ed Europa.